Paura a Oderzo per un'avvocatessa cinquantenne ferita con un coltello da un cliente. È uscita dallo studio urlando, l'uomo è ritornato a casa e nel rustico di famiglia si è tolto la vita. La lite con la professionista per una causa legata all'eredità. Nel recente passato la morte del padre e l'incendio della casa di famiglia era esasperato, dicono i parenti. Mary Zorz, raggiunta al telefono dal presidente dell'ordine degli avvocati Casonato, ha sofferto quando le ho annunciato la morte del cliente che l'aveva aggredita. Racconta: la nostra è una categoria in trincea. Sabato sera di paura in centro a Pieve di Soligo, protagonisti 3 giovani che in evidente stato di alterazione hanno molestato gli avventori. Un 21enne si è ferito a una mano. 25 aprile non si placa la bufera sull'assessore regionale Elena Donazzana dopo l'accostamento tra Resistenza e Brigate Rosse. A Treviso l'iniziativa del Movimento 5 Stelle: far firmare a tutti i candidati un patto antifascista. L'unico ascensore di Borgo Cavalli che porta gli ambulatori fuori uso per una settimana a causa lavori di manutenzione, un disservizio a volte insormontabile per gli anziani. A distanza di 10 giorni, altra nevicata sul Grappa, scatta nuovamente il piano neve della provincia, costretta a chiudere i 2 tratti, la strada Giardino e la dorsale. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti i fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Prima però, come ogni lunedì sera, il sondaggio di Ring, la trasmissione che torna anche questa sera a partire dalle 21:15. 25 aprile, l'antifascismo è ancora un valore? Se sì, il numero in verde 0422 1626 691, se no il numero in rosso 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita e le polemiche senza fine su questa data, sullo sfondo di questo sondaggio. A Ring l'esito questa sera a partire dalle 21:15. Dicevamo i fatti, oggi e tantissimi, a partire da quelli che si sono registrati a Oderzo, dove è stata una mattinata davvero drammatica, tragica. Un uomo di 53 anni ha accoltellato, ferendola, l'avvocatessa nello studio legale dove si trovava per discutere di una controversia legata all'eredità. La donna è uscita dallo studio urlando, poi il soggetto, un uomo, un infermiere di 53 anni, è ritornato a casa e si è tolto la vita. La cronaca di Daniela Sizia. Sono attimi di paura quelli vissuti in via dall'Ongaro a Oderzo. Mancano pochi minuti alle 10. Nello studio di Mary Zorz, avvocatessa civilista di 50 anni, è arrivato un cliente. Tutto appare normale fino a quando l'uomo, al culmine di una lite, estrae un coltello e colpisce la donna. Più offendenti la raggiungono alla mano nel disperato tentativo di difendersi e al braccio. Lei riesce a fuggire dal suo aggressore e si precipita fuori raggiungendo l'edicola accanto. Io ho visto l'avvocato venire dentro insanguinata che gridava aiuto, aiuto. Che cosa ha fatto? E l'ho soccorsa, l'ho accompagnata, l'ho seduta sui gradini e ho chiamato subito il 118. Sotto shock dolorante, Mary Zorz chiede all'uomo se ha altre ferite sul corpo, tanto era stata la folle aggressione del cliente. Nello stesso piano dello studio legale, Marco Pignatti sente le urla. Quando sono uscito, ho aperto la porta, ho visto le macchie di sangue e mi sono, saltandole, affacciato, ho visto che c'era un gran crocchio di persone, quindi ho solo intravisto la sagoma dell'avvocato stesa per terra e basta. La donna soccorsa dal 118 è stata portata in ospedale a Oderzo, è sotto shock, dice il compagno. È scossa, veramente scossa, attraverso momenti di riuscita a parlare tranquillamente, momenti di pianto, perché comunque nonostante tutto continua a difendere questa persona, poverino, si è rovinato la vita. Nonostante tutto, pensa ancora a lui. L'infermiere Giuseppe Silvestrini, 53 anni, si è allontanato dallo studio legale e si è diretto a casa dove si è tolto la vita. Con sé ha portato il coltello che poi deve aver gettato via da qualche parte. I carabinieri lo stanno ancora cercando. Nell'edificio di via dall'Ongaro tutti sono sotto shock. Siamo tutti quanti addolorati e sconcertati, cioè è pazzesco che possa... Tra l'altro in quel momento stavo guardando proprio in Rai una trasmissione che parlava proprio dell'aggressione alla psichiatra che poi è morta, quindi credo ci sia da lavorare molto in questa cosa. Siamo sconcertati, dice il sindaco Scardellato.
La situazione è difficilissima perché ci domandavamo, quindi succede a uno psicologo che riceve, all'avvocato con gli appuntamenti, quindi di doversi mettere in condizioni di sicurezza per qualsiasi tipo di incontro, perché ormai il numero di queste persone che perdono il controllo è elevatissimo e quindi bisogna che chiunque fa un tipo di lavoro a rischio non riceva mai da solo. Alla base della diatriba forse dei terreni in vendita, una questione di eredità, ma solo Mary Zorz potrà far luce sugli istanti prima di quella folle aggressione. Giuseppe Silvestrini, 53 anni, infermiere, si è tolto la vita quindi nel casolare di famiglia pochi minuti dopo l'aggressione all'avvocatessa. È fuggito dallo studio legale approfittando del caos quando l'avvocatessa ferita è uscita gridando. Lui invece è andato a casa in via Perezzi a Basalghelle di Mansuè. Ha incontrato per qualche istante il fratello, poi è salito nel sottotetto e qui si è tolto la vita. Giuseppe Silvestrini, 53 anni, infermiere, era esasperato, una vita difficile. Nel 2021 la casa di famiglia era andata a fuoco, 2 mesi fa aveva perso il padre. Era lui, il 53enne, che si occupava dei 2 fratelli. Tutti vivevano in una casa prefabbricata accanto a quella andata a fuoco e quasi completamente distrutta. Lui ha fatto tutto in silenzio, come tutto... Quando è venuto qua l'ha visto? Quando è tornato a casa oggi? Sì, aveva solo risposto male questa ultima pressione che volevano acquistare la terra, qua vogliono acquistare la terra dai confinanti qua. Una tragedia che si è consumata all'interno di un quadro familiare complicato, a far traboccare l'ultima goccia, forse, la vendita di alcuni terreni agricoli. Il peso di tutto questo lo ha fatto crollare a trovare il corpo di Giuseppe, il fratello Renato. Quando mi sono accorto era troppo tardi, mi sono accorto, sono stato malissimo. L'arrivo dei carabinieri nel casolare e l'epilogo di un dramma doppio, quello di Mary Zorz aggredita e di Giuseppe Silvestrini che non ha più retto a tante pressioni. Un'aggressione premeditata perché il 53enne aveva con sé il coltello, un piano forse che lui aveva già pensato. Noi avvocati siamo in trincea, dice Diego Casonato, presidente dell'Ordine degli Avvocati della Marca Trevigiana, che questa mattina ha sentito al telefono Mary Zorz. Questa mattina il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, Diego Casonato, ha subito chiamato la collega Mary Zorz in ospedale a Oderzo. È forte, dice, ma è molto scossa. Ha subito dei tagli soprattutto alla mano perché ha cercato di difendersi dall'aggressione di questa persona che era armata di un coltello, però diciamo non ci sono lesioni che possono compromettere il fisico. La collega è molto forte, molto brava, mi auguro che superi questo momento che chiaramente è stato drammatico e l'ha provata psicologicamente. L'Ordine degli Avvocati è vicino alla collega e sarà a disposizione per qualsiasi cosa abbia bisogno. È stato il presidente a comunicare all'avvocatessa che il suo aggressore si era tolto la vita. Sono stato io che ho comunicato che l'aggressore poi aveva fatto questa scelta tragica personale. La collega ha sofferto di questo, devo dire, che non lo sapeva, e questo dimostra anche la sua sensibilità. E al di là di questo, insomma, io ho detto si va avanti e mi sono messo ovviamente a sua disposizione come tutto il Consiglio. Insomma. Noi siamo sempre in prima linea, spiega, quando arrivano i clienti, non sappiamo chi siano, poi lancia un messaggio alla cittadinanza. Noi vorremmo che ci fosse da parte della cittadinanza una comprensione che il nostro lavoro è anche una missione. Voglio dire, noi cerchiamo di dare un contributo alla società. Noi diamo un contributo ai cittadini. Noi queste cose qui purtroppo ci accadono perché facciamo il nostro lavoro. Facciamo il nostro lavoro che è rappresentare i diritti dei cittadini di fronte all'autorità. E purtroppo non avendo una protezione sufficiente siamo in trincea. Un fatto gravissimo che arriva dopo la tragedia della psicologa uccisa a Pisa.
un episodio molto grave che si inserisce in un contesto che in questi giorni, insomma, c'è stato anche il caso della psicologa, che fa pensare che anche noi avvocati siamo una categoria in prima linea. Questa è la pagina doverosa dedicata ai fatti di Oderzo. Da Oderzo adesso ci spostiamo a Pieve di Soligo, dove si è vissuto un sabato sera di paura per due distinti episodi che si sono verificati davanti a un locale. Protagonisti dei giovani che in evidente stato di alterazione hanno molestato gli avventori. Nel primo caso 2 giovani che infastidivano e insultavano i clienti sono stati bloccati dai carabinieri e dopo essere stati sottoposti ad alcol test risultavano con tassi rispettivamente di 2,50 e 1,40 grammi per litro. Entrambi è stata ritirata la patente. Poco dopo un 21enne, anch'egli in evidente stato di ebbrezza, infastidito più volte i clienti all'esterno del locale e ne è nata una lite furibonda. Il giovane si è ferito a una mano rompendo una bottiglia e all'arrivo della pattuglia dei carabinieri ha tentato di opporre resistenza. Alla fine è stato bloccato e identificato. Adesso andiamo in presa diretta a Oderzo. Ritorniamo a Oderzo con le immagini della nostra Nicoletta Rizzetto che si trova in via comunale di Colfrancui, dove poco fa si è registrato un incidente, un frontale tra 2 veicoli. Queste le immagini che arrivano in tempo reale. Questo lo stato dell'arte alle 19:42 di questo lunedì sera. 2 auto quindi che sono entrate in collisione, un frontale su questa strada, 4 i feriti, 4 le persone che sono rimaste ferite. Inizialmente la situazione sembrava particolarmente grave, vi posso aggiornare in tempo reale, sono 4 codici di media gravità. Vedete però la collisione potentissima con le auto che sono finite nei fossati. All'interno di questi 2 veicoli 4 persone, una persona su un'auto che si trova appunto ricoverata al Cafoncello, 3 persone nell'altra, una donna con le 2 figliolette, 2 bambine di 5 e 7 anni. Ve lo ripeto, codici di media gravità, questo significa che non sono in pericolo di vita e questi feriti sono stati portati a Treviso e Oderzo. È intervenuto anche l'elicottero del SUEM 118 da Treviso, così dunque in tempo reale da via comunale di Colfrancui a Oderzo. Quella sulla morte di Andrea Soligo è una vicenda giudiziaria per la quale abbiamo bisogno anche dell'attenzione delle autorità, così i legali della famiglia del giovane di Vedelago morto sul lavoro a Tezze sul Brenta, lo ricorderete tutti. Dopo Mattarella e Nordio la vedova ha scritto un appello anche alla Premier Meloni. La causa legale riguardante la morte di Andrea Soligo al momento è in uno stadio di stand-by. Dopo che abbiamo fatto l'istanza rivolta al GIP del Tribunale di Vicenza di apertura delle indagini, in teoria non abbiamo ancora ricevuto una risposta precisa. Pare che non l'abbia ancora letta. Riaprire l'indagine sulla scomparsa di Andrea Soligo di Vedelago, morto sul lavoro ad appena 25 anni il 5 gennaio del 2022 in un'azienda di Tezze sul Brenta, è l'obiettivo dei familiari del giovane e dei suoi legali, gli avvocati Marco Bonazzi e Fabio Capraro. E se non ci sono ancora notizie sul fronte legale, dopo le lettere al presidente Mattarella e al ministro Nordio, Giorgia Gatto, giovane vedova di Andrea, ha lanciato un appello scritto anche al presidente del Consiglio Meloni. La speranza è che ci sia un attimo di attenzione per la vicenda del povero Andrea Soligo, di una vicenda giudiziaria che interessa la Procura e il Tribunale di Vicenza, che io sono a conoscenza ha avuto delle problematiche per il passato e anche per il presente, e quindi ecco per quello che abbiamo bisogno dell'attenzione un attimo delle autorità. Appellandosi alla Premier anche come mamma, la giovane vedova di Andrea Soligo ha chiesto che vengano appurate le vere cause di quanto accaduto e ha scritto: «Sto provando a smuovere le montagne per avere giustizia perché lo devo a mio marito e ai nostri bambini di 3 e 5 anni». Erano tanto attaccati
davanti al papà e il papà loro se lo ricordano bene, anche perché quando vado in cimitero gli danno il bacino, papà qua, papà là, poi guardano alto, papà in cielo, sì, lo nominano tante volte. Paola Simeoni è la mamma di Andrea e assieme alla nuora Giorgia porta avanti la battaglia assieme all'altro figlio Alessandro. Qual è il primo ricordo che le viene in mente adesso pensando a suo fratello? Che gli ha insegnato a camminare a mio fratello e andare in bicicletta quando era bambino ancora. Certo. Adesso penso di andare avanti anche per i miei nipoti. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di disservizi. L'unico ascensore di Borgo Cavalli che porta gli ambulatori fuori uso per una settimana, un disservizio a volte insormontabile per gli anziani, e c'è chi ha chiamato Antenna 3. Utenti costretti a fare le scale a Borgo Cavalli causa lavori in corso per raggiungere gli ambulatori. E alla segreteria di Antenna 3 è arrivato il messaggio di protesta del figlio di un anziano di 91 anni che doveva eseguire una visita a lungo attesa. L'unico ascensore di cui è dotato Borgo Cavalli era fuori uso e l'oculistica si trova al terzo piano. A quel punto o saltava l'appuntamento oppure, come è successo, mio padre ha dovuto fare 3 piani di scale con enormi difficoltà di deambulazione per arrivare in oculistica. L'anziano non è stato l'unico a patire il disservizio. Penso che sia inaccettabile una situazione di questo tipo per l'ULSS 2 e sia inaccettabile per noi cittadini. Siamo stati a Borgo Cavalli dove l'ascensore fuori uso è segnalato con un avviso e dove si è cercato di arrangiarsi. Io ho un po' un problema al ginocchio, con un po' di calma sono entrata, purtroppo. E per forza. Il medico cortesemente è venuto giù a fare la visita a mia mamma che è invalida in carrozzina e se no non avremmo potuto usufruire. Avete trovato un medico gentile, insomma, che sì. Il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, si scusa con l'utenza avvisata via SMS e telefono, dice, ma non tutti evidentemente sono stati raggiunti. Siamo stati costretti a fare questa manutenzione straordinaria, non ordinaria, perché come i cittadini purtroppo ben sanno da anni, purtroppo annoso problema, l'ascensore di Borgo Cavalli, essendo un ascensore antico, vecchio, si bloccava. Allora ho deciso che andava fatto un lavoro sostanziale, quindi cambiare la cabina, cambiare tutto. L'unico ascensore, stando all'avviso, dovrebbe restare fuori servizio fino al 28 aprile. Abbiamo chiesto alla ditta ovviamente di essere celere, di accelerare, quindi già per mercoledì pomeriggio noi avremo l'ascensore funzionante e abbiamo messo anche in cantiere la possibilità di mettere un secondo ascensore perché ci rendiamo conto che nel momento in cui questo sia in riparazione abbiamo bisogno di dare risposte all'utenza. L'azienda sanitaria torna quindi a investire su Borgo Cavalli. Il Caffoncello rischierebbe altrimenti di diventare un collo di bottiglia sia a livello di prestazioni che di viabilità. E speriamo di aprire già a giugno i parcheggi in modo tale da poter dare uno sfogo alla popolazione. Ma in secondo luogo perché la nostra intenzione è di spostare anche le 2 aree che sono oggi occupate dal provveditorato all'economato a Borgo Cavalli per creare altri 15 ambulatori in modo tale da potenziare sempre di più il nodo di Borgo Cavalli. Ancora neve sulla Grappa dopo le operazioni di messa in sicurezza e sgombero di 10 giorni fa sulle strade provinciali sopra i 400 metri nelle zone del Monte Grappa, Cansiglio e Pian delle Femmine. La provincia di Treviso entra di nuovo in azione e fa scattare il piano neve per nuovi interventi urgenti. Oggi infatti una nuova nevicata di primavera sta interessando la provinciale strada Giardino e la dorsale della Grappa. La provincia ha predisposto la chiusura temporanea al traffico di alcuni tratti. Si cercherà di ripristinare la piena sicurezza delle 2 intersezioni nel più breve tempo possibile, così dicono dal Sant'Artemio. 25 aprile ci siamo e non si placa la polemica né la bufera sull'assessore regionale Elena Donazzan dopo l'accostamento tra antifascismo e terrorismo rosso. A prendere le distanze anche gli alleati della Lega. Avrei preferito non doverle commentare, ma ancora una volta l'assessore Donazzan alla vigilia del 25 aprile ha rilasciato dichiarazioni aberranti, antistoriche, al di là di ogni revisionismo. Le parole dell'assessore Donazzan sul 25 aprile sull'antifascismo sono gravi e si inseriscono in un disegno che sembra ormai sistematico di revisionismo e di negazionismo da parte di questa destra che ci governa.
Se a livello nazionale a tenere la scena è il presidente del Senato Ignazio La Russa, sul piano locale un'altra tempesta politica e mediatica si è scatenata sull'assessore regionale di Fratelli d'Italia Elena Donazzan, che nel corso di un'intervista rilasciata ai quotidiani Gedi ha affermato come l'antifascismo in Italia abbia prodotto il terrorismo rosso e che non può essere un valore. Prova ne è, ha detto poi Donazzan, che anche nella nostra Costituzione non viene mai menzionato. Apriti cielo, l'accostamento BR e antifascismo ha fatto sobbalzare sulla sedia anche gli alleati del centrodestra. Si dichiara molto perplesso il commissario della Lega in Veneto, il padovano Alberto Stefani. Centrodestra è sinonimo di libertà contro ogni dittatura. La Lega è orgogliosamente antifascista e anticomunista. A intervenire anche il leghista Gian Antonio D'Arè, che da ex sindaco di Vittorio Veneto ha sempre partecipato alle celebrazioni del 25 aprile. È una valutazione di parte ed è, secondo me, ad ogni se senza ma, è una valutazione sbagliata. Le Brigate Rosse hanno un'origine diversa, hanno una finalità diversa, era quella di destabilizzare lo Stato, e quindi credo che questa sia una polemica e delle affermazioni sicuramente fuori luogo, soprattutto fuori tempo in questo momento. E nel fine settimana dal centrodestra sono partiti diversi messaggi distensivi. Sabato sul Corriere della Sera Zaia ha parlato di una festa fondante e di tutti. 24 ore dopo, ospite da Fazio, il guardasigilli Carlo Nordio si è augurato che il 25 aprile diventi una ricorrenza europea. Non parla esplicitamente del caso Donazzan, il numero 1 dei meloniani in Veneto, ma il messaggio sembra comunque chiaro. Credo che non basti dirsi antifascisti, bisogna andare oltre, dirsi contro ogni forma di totalitarismo, riconoscersi nei valori di libertà e della democrazia. Questo siamo noi, questo facciamo. Sarebbe invece giusto che il 25 aprile fosse vissuto da tutti come una festa condivisa e di tutti, e che la destra prendesse finalmente le distanze dal fascismo e riconoscesse nel 25 aprile il simbolo della libertà e della democrazia. E in questo quadro nuovamente polemico si inserisce l'iniziativa del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Treviso Mestriner a far firmare un patto a tutti i candidati sindaci e consiglieri dove si dichiarano antifascisti. E questo 25 aprile si cala in un contesto elettorale e il nostro appello è a tutte le forze politiche in corso a Treviso si possa cogliere questo momento per essere tutti uniti nel lanciare un messaggio ai trevigiani che Treviso si dichiara apertamente antifascista. Un documento antifascista da far firmare a tutti i candidati sindaci e consiglieri in corsa per Casugana. Questa è la proposta del Movimento 5 Stelle in un 25 aprile ad altissima tensione, già contrassegnato da 1000 polemiche nazionali e regionali. Insomma, una sorta di attestato democratico. La Costituzione è chiaramente antifascista, l'importante è leggerla in tutti i suoi articoli. Di una ricorrenza necessariamente inclusiva parla Nicolò Rocco, che passerà il suo 25 aprile a ricordare soprattutto Tina Anselmi, partigiana prima, ministra della Repubblica poi. Lo festeggerò come faccio da 10 anni a questa parte, iniziando le celebrazioni della giornata alle 8:30 al cippo di Via Maleviste a San Vitale, dedicato al partigiano sedicenne Dolfino Ortolan. Farò tutte le celebrazioni istituzionali previste da Comune e Prefettura e poi chiuderò con i miei sostenitori. In particolare voglio regalare la biografia di Tina Anselmi, Staffetta partigiana, a tutti i candidati che hanno meno di 25 anni per ricordare la pluralità e la ricchezza della Resistenza. E tra i protagonisti da sempre delle manifestazioni per il 25 aprile, Ettore Bragaggia, già fotografo, consigliere comunale, ma soprattutto partigiano, oggi ha ricevuto la visita delle figlie di uno dei suoi compagni in Cansiglio, arrivate, pensate, da Crema per rinsaldare il ricordo dei combattenti. Sono le figlie di un grande mio amico, Romeo Martillon, partigiano. Sono arrivate da Crema per portare a Treviso il saluto del papà al partigiano Ettore Bragaggia, in ricordo delle tante azioni fatte insieme dal 43 al 45. Anche così si onora il 25 aprile ascoltando i protagonisti della liberazione. Lui era nell'aeronautica, era a Spalato
e dopo, mi sembra dopo l'8 di settembre, così era dovuto scappare, aveva dovuto buttare via le divise, aveva fatto una fuga un po' rocambolesca e niente, è andato a finire è arrivato a Treviso in treno, insomma, nascondendosi un po'. Senta, ma secondo lei è ancora un senso festeggiare il 25 aprile? Ma secondo me direi proprio di sì. Una certezza che è granitica, soprattutto in chi ha vissuto quei giorni scegliendo da che parte stare. Che abbiamo tanto lottato per dare la libertà agli italiani ed è tanti che non riconosce questa data, non è vero? E forse è colpa anche nostra di gruppi partigiani e libri di testo che nella scuola non dice niente, non è vero? È convinto che ci sia un po' di revisionismo? Revisionismo, ma è tutto un gioco, perché te vedi, non è vero? Che la cresta fascista sta nascendo ancora. Per il partigiano Bragaggia, se non staremo attenti, è una storia destinata a ripetersi. I punti che noi avevamo in Italia si chiamava Mussolini, in Russia adesso c'è Putin, che è andato loro in cosa dove sono andati? In Ucraina sono andati. Ah no, e noi altri con il Putin Mussolini, non so, abbiamo fatto la guerra di Africa, siamo andati in Albania, non so, comandare militari dappertutto, morti dappertutto, non so, perché avevamo il Putin. Ed ecco perché, dall'altezza quasi centenaria dei suoi anni, il partigiano Bragaggia è convinto che la liberazione non può essere solo una festa italiana. Dovrebbe essere europea, perché cosa è un insegnamento? Perché è stata una conquista che deve essere ricordata anche dagli altri. Adesso per noi la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per andare ad Asolo, dove sul pennone del municipio da oggi svetta la bandiera armena, e questo a fianco del tricolore. Oggi 24 aprile infatti è la giornata del ricordo del genocidio armeno. 108 anni fa, il 24 aprile del 1915, a Costantinopoli vennero arrestati i primi esponenti dell'elite culturale e religiosa armena per essere deportati nelle zone interne della Turchia e uccisi, un massacro che portò a una serie di uccisioni, quasi 1,5 milioni di morti. E per sottolineare quello che fu il primo genocidio di massa del Novecento, il Comune di Asolo ha voluto ricordare quel dramma e manifestare la vicinanza al popolo armeno, e lo ha fatto così come vedete. Cordoglio a Zero Branco per la morte di Assunta Marangon, 101 anni, la donna più anziana del paese. Avrebbe compiuto 102 anni a settembre. Nonna Assunta era un volto molto conosciuto, nota per la sua allegria e il suo ottimismo contagioso, che aveva poi trasmesso nel libro Sono solo ricordi, una sorta di autobiografia, uno scrigno di aneddoti e suggerimenti. Assunta era l'essenza della felicità e della positività, come solo chi ha vissuto esperienze di un certo tipo, anche dolorose, è in grado di coltivare una felicità non banale che passa per la consapevolezza delle cose che contano nella vita, afferma il sindaco di Zero Branco, Luca Durighetto, a nome di tutta l'amministrazione. A tutti i familiari il nostro abbraccio e la nostra sincera vicinanza. In questo lungo ponte che stiamo vivendo tra il 25 aprile, poi proiettato fino al 1° maggio, fino alla prossima settimana, anche la Marca sta vedendo un aumento delle presenze turistiche, così allo yacht di Piazza Borsa. Poi volendo potete fare questo giro, quindi un giro circolo. Visitatori all'ufficio turistico di Piazza Borsa a Treviso. Un via vai continuo anche se siamo di lunedì, ennesimo segnale di crescita per questo importante settore dell'economia di Marca. Non c'è più il turista, che sia italiano o straniero, ma soprattutto italiano, lo notiamo, che viaggia nel weekend. Sia magari per i prezzi, che una volta erano più alti nel weekend, quindi si è iniziato a cambiare un po' anche per come è cambiato il modo di lavorare, o comunque anche magari c'è più gente in pensione che si muove rispetto a un tempo, soprattutto in camper. E qui c'è la prima novità, con gli stalli vicino al tennis sempre tutti occupati, così come le altre piazzole a ridosso della città. Sono veramente tanti i camperisti che vengono in ufficio da noi a chiederci informazioni, e ci rendiamo conto che veramente è un modo di alloggio
alloggio che ha spopolato negli anni. E potrebbe essere di più se ci fossero altri spazi, così come secondo gli addetti ai lavori tornerebbero gli inglesi se non fossero state spostate tutte le tratte aeree britanniche del Canova al Marco Polo. Se vengono qui sono più che altro quelli che fanno un'escursione in giornata. Il vettore più utilizzato comunque rimane l'aereo. Sì, tendenzialmente sì. Ulteriore conferma del dilemma trevigiano tra i soldi che arrivano dai visitatori e l'impatto ambientale che l'aumento dei voli anche di notte inevitabilmente comporterebbe. Va detto però che il turista volante una volta a terra compensa utilizzando i nostri mezzi pubblici per visitare il visitabile, con qualche limitazione, come incredibilmente per chi vuole passare una domenica ad Asolo. Diciamo che è un po' complicato, possono arrivare fino a Montebelluna e poi prendere un taxi, però insomma diciamo che è meglio muoversi durante la settimana. Sì. Perché di domenica non c'è la corriera che arriva? No, non c'è il servizio. Andiamo adesso a Belluno. Un bambino di 9 anni è ricoverato all'ospedale di Verona con ustioni alle gambe e alle mani dopo aver tentato di accendere la stufa con un flacone di alcol. Il fatto è accaduto in Agordino sabato mattina, ma se ne è avuta notizia soltanto oggi. Le condizioni del piccolo in questi giorni sono fortunatamente migliorate. Il bambino voleva fare una sorpresa ai genitori. L'idea era quella di preparare loro la colazione, ma qualcosa è andato storto e per miracolo si è sfiorata la tragedia. Il flacone di alcol è esploso, le fiamme hanno investito il piccolo nella parte inferiore del corpo. Immediatamente è stato attivato il SUEM che dopo le prime cure del caso ha provveduto a trasferire il bambino all'ospedale di Verona, dove per l'appunto è in miglioramento. Adeguamento medio di oltre il 12%, 4% per le utenze domestiche, quasi dell'8,5% per le attività economiche. Questa è la misura dei rincari della tariffa sui rifiuti che i cittadini bellunesi dovranno pagare retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2023. L'opposizione attacca, mentre l'assessore al bilancio e partecipate Paolo Gamba risponde: applichiamo semplicemente la legge regionale. Assessore Gamba, la tariffa dei rifiuti aumenta sì o no? Sì, diciamo che la tariffa dei rifiuti, se la mettiamo sotto questa detta così, ha un piccolo aumento. A domanda diretta risposta altrettanto diretta, perché è inutile girarci attorno. La tariffa puntuale sui rifiuti che i cittadini bellunesi dovranno pagare retroattivamente a far data dal 1° gennaio 2023, come stabilito da ARERA, aumenterà del 12,5% complessivamente, il 4% a carico delle utenze domestiche, l'8,5% in più per le attività economiche. Il motivo è presto detto. Palazzo Rosso ha esaurito gli accantonamenti pari a 370.000 euro l'anno che venivano versati per le spese di gestione post mortem della discarica di Cordele, e quei soldi da qualche parte devono rientrare. I soldi accantonati sono finiti e la Regione, in base a una delibera ben precisa, prevede che per il post mortem possa essere messo in tariffa. Si tratta di 307.000 euro al netto dell'IVA che verranno spalmati sulla quota fissa delle utenze, 17.000 solo quelle domestiche, oltre alle attività economiche che saranno le più penalizzate. I ristoranti, i supermercati, quelle attività lì hanno una percentuale un po' più alta, perché chiaramente partono già da una base molto più alta. Cioè, se una famiglia più o meno con 100 metri quadrati spende intorno ai 150 euro l'anno, quella famiglia lì ne spenderà, se tutto va bene, 160, 162, 163 mila euro. Mentre se uno già spende 2.000 euro all'anno, è chiaro che la percentuale di incremento è maggiore. La maggiorazione, afferma l'assessore Gamba, andrà a vantaggio del sociale e delle manutenzioni. Il documento con le nuove tariffe approderà in Consiglio Comunale il prossimo 2 maggio e già si prevedono scintille. Non è un aumento di tasse. Il Comune di Belluno, nel suo bilancio, perciò nel bilancio di noi cittadini bellunesi, uscivano 360-380 mila euro all'anno. Ok, oggi non escono più quei soldi lì dal bilancio del comune, e usciranno dalle tasche di noi cittadini. Quei soldi lì, ripeto, andranno a beneficio della città di Belluno.
Un'altra partita, quella delle nomine nella Fondazione Teatri delle Dolomiti, e Massimo Ferigutti, il nuovo presidente incaricato dal sindaco Oscar De Pellegrina, che invoca un capitolo nuovo per l'ente culturale puntando il dito sul passivo della precedente gestione. Ingeneroso, afferma la presidente uscente Tiziana Pagani Cesa. Tutte le attività teatrali, anche estive, che erano gratuite, sono state gestite, sì. Il supporto economico è stato dato da Fondazione. Più che una polemica mi aspettavo un ringraziamento. Palazzo Rosso apre un nuovo capitolo per la Fondazione Teatri delle Dolomiti, ma la chiusura con il Consiglio di gestione uscente apparsa ingenerosa. Sindaco e assessore alla cultura hanno puntato il dito contro il passivo di 55.000 euro dell'istituzione, scordando che i 3 anni di gestione in trincea guidati a titolo gratuito da Tiziana Pagani Cesa sono stati contrassegnati dal Covid e quindi dalla chiusura del teatro prima, dalla impossibilità di garantire la capienza poi, dalla necessità di sostenere le compagnie e società residenti per dare continuità alla cultura in città. Il teatro ha avuto delle perdite immense. Queste perdite sono andate a bilancio nel 2022, perché nel 2021 abbiamo avuto enormi perdite, ma lo Stato ci ha rifuso dei soldi, ci ha mandato delle compensazioni. Nel 2021 bilancio dimezzato, chiuso in attivo anche per l'assenza di costi vivi, quali quelli per il personale in cassa integrazione e per il riscaldamento. I debiti del 21 sono stati pagati nel 2022, anno in cui la stagione a teatro è stata straordinaria, finanziata interamente dalla Fondazione, esattamente come le 3 mostre inaugurate dall'attuale assessore alla cultura Raffaele Damiano, che oggi, al pari del sindaco De Pellegrin, incomprensibilmente esorta scelte diverse per ripianare l'eredità lasciata dalla precedente gestione. Abbiamo pagato tutto noi e adesso l'assessore dice avete gestito male perché c'è un passivo. C'è un passivo di 2 anni di Covid, di 3 mostre completamente sostenute, abbiamo sostenuto anche l'estate dei residenti, cioè le spese di quest'anno sono molto chiare. Il teatro comunale tra spese e ricavi c'ha meno 61.000, che chiaro. Non solo gestione del teatro per la Fondazione, ma anche museo civico, ufficio turistico e tutti gli altri spazi comunali che ora passano sotto la guida del neo consiglio di gestione presieduto da Massimo Ferigutti, atteso alla prova del 9. In ultima battuta vi riporto a Treviso e vi mostro questa immagine relativa a un intervento di oggi alle 15 da parte dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti in piazza Santa Maria dei Battuti in supporto al personale sanitario del SUEM per trasportare a terra dal terzo piano di una palazzina un uomo colto da arresto cardiaco. L'uomo, dopo essere stato rianimato dal personale del SUEM, è stato caricato sulla barella dell'autoscala con tutti i macchinari medici collegati, portato a terra per essere trasferito in ospedale. Questa è l'ultima notizia per la nostra edizione di Treviso Belluno. Vi lascio alle previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Atmosfera instabile, una perturbazione rende il tempo variabile in questo ponte del 25 aprile, festa della liberazione. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da un tempo spiccatamente instabile, come detto. Avremo precipitazioni sparse e discontinue anche a carattere di rovescio. Poi dalle ore centrali crescenti schiarite, specie in pianura, alternate ad annuvolamenti. In serata fenomeni in esaurimento ovunque. Temperature nuovamente in lieve calo, minime tra 3 e 11 gradi, massime tra i 14 e i 18 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo piogge deboli o moderate, ma localmente anche abbondanti. Dal tardo pomeriggio deciso miglioramento con cielo sereno in serata. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo schiarite e annuvolamenti con probabili rovesci e temporali nelle ore centrali della giornata. Temperature minime intorno ai 7 gradi, massime sui 19 all'incirca.
Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.